Buongiorno, siamo sulla strada del vino dei sapori del Friuli Venezia Giulia, siamo all'Osteria Mulinvecchio di Gradisca di Jonzo e io sono Luca, il titolare assieme a mio fratello Cesare dell'osteria. L'osteria è un'osteria storica, è dal 1964 che esiste, è stata fondata dai miei genitori, dal signor Bruno e dalla signora Alba, insieme al resto della famiglia, e praticamente noi facciamo un'osteria storica e facciamo gli affettati misti, il prosciutto cotto nel pane, il prosciutto crudo di San Daniele affettato rigorosamente ancora a mano come vuole la tradizione, e poi ci sono gli altri salumi tipo la mortadella, il salame, e a tutte queste specialità abbiamo integrato nel corso degli anni anche altri piatti tipici della cucina friulana, tipo il nostro minestrone di pasta e fagioli, che è il nostro un po' il cavallo di battaglia, e assieme alle trippe, alla parmigiana, che vengono preparate il martedì, che sarebbe il giorno del mercato per Gradisca, e poi altre specialità che abbiamo, tipo i wurstel con i krauti, il ricordo del dominio austriaco su Gradisca. Poi abbiamo anche il baccalà con la polenta alla vicentina, che è un piatto che faremo durante la stagione invernale, il venerdì. E vi aspettiamo numerosi, il locale è aperto tutti i giorni meno il mercoledì e il giovedì ed è un punto di ritrovo sia per la clientela locale che anche per persone foreste che vengono dalle regioni limitrofe, dell'Austria, del Veneto, eccetera. E nel corso degli anni è diventato un locale storico, diciamo, di Gradisca. Qui si trovano gente eterogenea, clienti di tutte le estrazioni sociali, che di fronte a un bicchiere di vino socializzano, ed è questo il vero spirito dell'osteria. Vi aspettiamo numerosi e vi salutiamo, grazie della pazienza.